Segretario, lei è partito dai numeri oggi, 10.000 cassaintegrati, 10.000 metalmeccanici cassaintegrati su 16.000, un numero a Taranto, è un numero che fa impressione dai fra Acciaierie d'Italia e Leonardo. Fossi io un responsabile di governo non dormirei nella notte e nel giorno in nessuna ora della giornata, perché avere sulla coscienza 10.000 lavoratori in cassa integrazione è un qualcosa di insopportabile, sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista economico. Questo Paese come farà a crescere, e questa realtà e questa città come potrà mai ripartire con 10.000 lavoratori in cassa integrazione? E quindi noi lo denunceremo, eviteremo che questa cosa si consumi, si realizzi. Lei ha anche detto che bisogna stare attenti ai commissari, non si fida della situazione in cui ci troviamo. I commissari sono dei ragionieri, loro devono far quadrare i conti, noi invece non siamo ragionieri, 2 più 2 non fa 4 quando si parla di lavoratori, quando si parla di diritti, quando si parla di ambiente, quando si parla di livelli produttivi. Noi non siamo ragionieri, siamo quelli che dobbiamo difendere il sociale, e nel sociale ci sono migliaia di lavoratori che andando in cassa integrazione diventeranno più poveri. Ed è per questo che la UIL sta portando avanti la battaglia sull'orario di lavoro. La UILM fa la battaglia sul salario, sull'orario e sui diritti. L'orario è uno strumento formidabile per cercare di attutire il passaggio di una transizione ecologica, a provare a intercettare le nuove generazioni, a rendere l'orario di lavoro più compatibile agli stili di vita. Se i giovani non vengono a lavorare nel settore manifatturiero, una ragione ci sarà. L'orario è troppo lungo, è troppo pesante, va ridotto e va guardato la vivibilità e la socialità della vita delle persone. E quindi sarà un banco di prova quello del rinnovo contrattuale per poter stabilire una riduzione consistente della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Sulla questione Leonardo lei ha detto che il problema grave è che loro nel decidere la cassa integrazione non si sono confrontati con le organizzazioni sindacali. Ma la cosa è ancora peggiore, si sono confrontati ma alla fine hanno deciso di testa loro. Noi le abbiamo detto di evitarla questa cosa perché complicherebbe la trattativa che stiamo realizzando. E allora verificheremo, ovviamente c'è sempre un tempo supplementare. Giorno 15 verificheremo se questo supplementare riuscirà a far tornare indietro Leonardo nella decisione di chiudere per 4 mesi lo stabilimento, perché noi ci opporremo a questa loro decisione.